Che ne pensa? Penso che l'errore clamoroso commesso da Maroni e dalla Russa, e questo credo sia il motivo dell'attacco, della critica, o più che l'attacco, insomma adesso viene trasformato in attacco dell'ONU, siano giuste. Il governo Prodi fece i respingimenti verificando però prima chi aveva richieste di asilo politico, e quello che loro non fanno nel respingimento dei barconi è esattamente questo. Nulla vieterebbe che nel respingimento dei barconi salissero a bordo funzionari italiani per capire e raccogliere quelle che sono le istanze di eventuali richieste di asilo politico, e trincerarsi dietro il fatto di dire ma noi in Libia c'è un ufficio, insomma se le TV mostrassero che cosa accade in Libia quando vengono respinti e come vengono trattati, si farebbe presto a capire che non è possibile in Libia rivolgersi a un ufficio, seppure dell'ONU, per chiedere asilo politico, nel senso che lì, voglio dire, sono clandestini a loro volta all'interno di quel territorio. Che sia Maroni a dire abbassiamo i toni, basta polemiche. Perché capisce che È uomo di Stato? No, non è uomo di Stato, è uomo pragmatico che tenta di portare a casa... Pragmatismo è da essere uomo di Stato. Sì, ma perché tenta di portare a casa un risultato, a differenza di La Russa, che invece prova solo a fare propaganda, infastidito del fatto che qualcuno critichi azioni del governo, essendo lui il titolare della difesa ed essendo la difesa che poi regola i respingimenti. È chiaro che si è sentito toccato nell'orgoglio, e come tutti sappiamo La Russa è uno che scatta molto facilmente quando criticato. Lei sui respingimenti, perché qui il PD si è un po' spaccato, francamente. No, ma io credo che il PD invece abbia una sua linea, poi anche qui insomma la stampa enfatizza la dichiarazione di un leader. Sì, sì. Sui respingimenti... Mi sembra che Fassino, Rutelli, D'Alema abbiano dato opinioni diverse. No, abbiamo dato tutti la stessa opinione. Dico che poi alla fine la stampa enfatizza. Tentavo di dirlo prima, con il governo Prodi noi abbiamo fatto i primi respingimenti, avendo però cura di controllare chi era titolare di una possibile richiesta di asilo politico. Questa è la critica che facciamo, non contro i respingimenti, ma contro i respingimenti fatti tout court, fregandonosene di quelle che sono, vuol dire, le norme di diritto internazionale che riguardano eventuali rifugiati politici che possono chiedere asilo nel nostro territorio.